La Sicilia ha avviato la dematerializzata delle prescrizioni dal 16 settembre del 2013. Adesso è una realtà. Da gennaio del 2014 sono circa 4 milioni di prescrizioni di farmaci al mese, con il 94% dei medici che prescrive in modalità dematerializzata. Il messaggio che voglio dare è a tutti gli attori, medici di medicina generale, pediatri, farmacisti, ma anche alle aziende sanitarie, che diciamo, le difficoltà sono minime e il vantaggio a utilizzare la dematerializzata è notevole, per cui favoriamo senz'altro, diciamo, questo processo di innovazione che ha visto la Sicilia raggiungere, diciamo, un risultato che è stato molto prestigioso. Il prossimo traguardo che ci prefiggiamo è quello di avviare la dematerializzata anche per quanto riguarda le prestazioni specialistiche. Contiamo entro la fine del 2014 di raggiungere dei risultati altrettanto importanti.